confessare che sono un po' emozionato, quindi perché vedere un pubblico... Vedere così tante persone è veramente incredibile ed è anche, credo, una sensazione sana essere emozionati. Allora, per chi non mi conosce, io sono stato presidente del gruppo giovani di Happy Industria Vicenza, che è un'associazione di piccoli e piccolissimi e medi imprenditori. Come piccolo imprenditore non mi sono mai interessato della politica partitica, ma ho cercato di sviluppare attraverso un pensiero critico un'idea di società felice che fosse compatibile con il mio carattere. Sono da sempre liberale, con l'età ormai 48 anni, anche libertario. Quando la libertà è il tuo valore principale, scopri fatalmente che può essere logico e naturale pretenderla. È altrettanto vero che ci sono loschi figuri, e sono tanti, che vogliono invece di imitarla, se non addirittura rubartela. Lo Stato italiano ne è un esempio abbastanza palese, anzi scusate, l'abbastanza. E non devo certamente dilungarmi per descriverne le caratteristiche. Esso calpesta i diritti fondamentali dei suoi cittadini, violando anche la Carta Costituzionale, che invece pretende sia uno scudo verso le idee di libertà dei popoli come il nostro. E il nostro è il popolo veneto. Il nostro popolo ha perfino votato seguendo le loro regole. Lo ha fatto composto, educatamente, ha partecipato numerosissimo e si è espresso in maniera inequivocabile, ma lo Stato italiano si è dimostrato quel che è, una farsa antidemocratica. Perché ora c'è bisogno di un partito territoriale. Noi veneti dobbiamo imparare dagli altri, dai sudtirolesi, dai catalani, dai fiamminghi, dagli scozzesi. È più facile percorrere sentieri già ben battuti che hanno portato a dei risultati a volte eclatanti. Fatto questo però, per avere successo bisogna copiare molto dalle loro organizzazioni, che passano attraverso una maniacale cura delle comunicazioni. Ci lamentiamo che le idee di autogoverno del Veneto non riescono a trovare spazio nei media tradizionali. È vero, ma chi se ne frega? Abbiamo il mondo disintermediato, per ora, da sfruttare. I catalani hanno viaweb.cat, non so chi di voi lo frequenta, che propaga le giuste idee argomentandole grazie a persone dagli altissimi profili culturali, e loro sono arrivati alla chiave di volta proprio in questi giorni. Non si organizzano milioni di persone spontaneamente, c'è una regia positiva che li contatta e che rimangono in contatto via social, via email, via WhatsApp, via Messenger. Strumenti sono infiniti e liberi e noi dobbiamo trovare gli strumenti per rimanere in contatto, dobbiamo lasciare i nostri dati, dobbiamo convincere gli altri a lasciare i dati come abbiamo fatto questa mattina. La comunicazione funziona solo se c'è audience, quindi se c'è un seguito, e per costruirlo ci vuole una spinta iniziale poderosa. Stiamo tutti insieme, raccogliamoci attorno alle nostre idee, le quali il referendum ci ha dimostrato che sono condivise dalla stragrande maggioranza della nostra gente. Non siamo soli, siamo in tanti qui, ma c'è tutto un popolo fuori. Siamo in tanti davvero. Ringrazio anche il nostro Alessandro Trentina che grazie a voi. Ci mette la faccia, ci mette anche l'emozione. Grazie mille Alessandro.